La parola di oggi mi ha portato nell'isola di Sant'Erasmo e allora andiamo subito negli orti a vedere che cos'è una vanesa. Eccola qua la nostra vanesa. In pratica, vedete, è una striscia di terra rialzata fra due solchi, insomma un piccolo appezzamento di terra coltivato a verdura. In questa terra adeguatamente preparata ci si può seminare di tutto, appunto perché la sua caratteristica è di essere vuota, come ci spiega l'etimologia, vanesa, dal latino vanus che significa vuoto, privo, stessa origine, guarda caso, anche di vanesio. Ma mentre un vanesio vuoto è e vuoto rimane, la nostra vanesa si ricopre solitamente di tenera verzura, diventando di volta in volta una vanesa de bisi o de carote, de cicoria o de saiatina. Le tracce di questo vocabolo risalgono fino al Medioevo, mentre in pieno Cinquecento il commediografo Andrea Calmo scriveva: 4 botteghe fa una merceria, 4 vanese fa un orto. Ma come tradurre vanesa in italiano? Un bel dilemma che si presenta anche per gombina, il corrispettivo di vanesa per la terraferma. Dunque, aiuola no, perché ci si coltivano i fiori. Vanesa è più una misura, una parcella di terreno. Il termine giusto per tradurla in italiano è, attenzione, attenzione, porca. Letteralmente una striscia piuttosto stretta di terreno e più o meno rilevata fra due solchi. Quindi lattuga, radicchi, spinaci crescono nelle vanese se lo diciamo in veneziano, nelle porche se invece vogliamo usare l'italiano. Vedete insomma come a voler essere davvero corretti si può rischiare di essere fraintesi.